Aumenta in Veneto la presenza della criminalità organizzata, crescono i reati economico-tributari e quelli a sfondo sessuale. Calano invece drasticamente gli omicidi volontari, 51 nell'ultimo anno contro gli 83 del precedente, ma risultano più che raddoppiati i tentati omicidi, da 77 a 186. I dati sono stati diffusi dal procuratore generale della Corte d'Appello, Antonio Mura, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzo Grimani. Sostanzialmente abbiamo dati che solo per alcune figure di reato si discostano dal trend degli anni passati, ma non in un modo che possa segnalare impennate e nemmeno purtroppo naturalmente cadute di certe figure criminose. In calo le pendenze, che erano oltre 73.000 nel 2016 e sono scese a meno di 67.000 nel 2018, nonostante la cronica carenza di personale amministrativo negli uffici. Le procure della Repubblica hanno un tasso di smaltimento che ha superato l'unità, nel senso che cioè ci sono meno procedimenti pendenti nelle procure rispetto all'anno scorso. Questo in una condizione operativa problematica credo sia un altro fattore che la cittadinanza può apprezzare come ragione, spero, di fiducia. Sul fronte delle buone notizie scende anche la durata dei procedimenti. Per arrivare a una sentenza occorrono mediamente 100 giorni in meno nel civile e 78 in meno nel penale rispetto allo scorso anno. I processi penali prescritti sono stati il 37,5%, un numero decisamente alto ma nettamente inferiore al 54% di 2 anni fa. È soprattutto il tema degli organici a preoccupare i magistrati intervenuti alla cerimonia, alla quale ha presenziato la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. È la prima volta che la seconda carica dello Stato partecipa all'inaugurazione di un anno giudiziario a Venezia. Al suo fianco la ministra Erika Stefani, il governatore Luca Zaia, il patriarca Francesco Moraglia, il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente della Commissione Giustizia del Senato Andrea Ostellari.